Eccoci rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio e andiamo subito con la prossima rubrica, Ius Arte Libri con Antonella Sotira. Buon sabato e ben trovati a tutti a questo nostro ponte ideale di libri e uomini di valore. Abbiamo con noi Virginia Sabba, giornalista, scrittrice, e con Virginia entriamo un po' nel vivo dell'edizione 2024 del nostro premio Ius Arte Libri, il Ponte della Legalità, perché Virginia è stata selezionata per la categoria welfare etico e sociale. Ecco qui il libro con la fascetta libro selezionato per il premio Ius Arte Libri, il Ponte della Legalità, edizione 2024, Virginia, giornalista, scrittrice, ma anche volto noto della TV e anche consulente filosofico. Che cos'è un consulente filosofico, Virginia? Buonasera, grazie di questo bellissimo invito, di questo bel salotto e bello spazio dedicato ai libri, come lo fai tu. Che cos'è un consulente filosofico? Ci siamo dimenticati spesso ci dimentichiamo di quali siano le prime domande che dobbiamo porci nella nostra vita, che ci permettono poi di dare valore alle cose, alla vita stessa, cioè il famoso conosci te stesso, no? Il conosci te stesso di radici antichissime che ha dato poi alla filosofia uno sviluppo importante per la crescita dell'essere umano e che poi si è un po' trasformato in una semplice teoria quando invece è l'essenza della nostra vita, perché ci dà delle direzioni, ci permette proprio di vivere le cose con più intensità, dare più colore ai colori, dare valore alle parole. Quindi un consulente filosofico è una persona che più o meno tacitamente, perché io non dico mai di esserlo, però quando parlo con gli altri mi piace usare delle chiavi per aprire delle porte che tutti noi abbiamo. Certo, è quello che è accaduto tra di noi. Esatto. Senti Virginia, non è il tuo primo libro, no? Infatti sei già al tuo secondo libro, un libro sempre incentrato su questa tua missione, che è quella un po' di consapevolizzare, coscientizzare le persone, aiutarle a trovare appunto un cammino di felicità. Sì, il primo libro, il titolo è Il suono della bellezza, pubblicato 2 anni fa, sempre per Yves Press. È un libro che è stata una sfida, la bellezza è stata definita in tantissimi modi nel corso della storia dai più grandi pensatori, però nessuna definizione esaustiva perché è un concetto che non si può definire. La mia sfida è stata quella invece di raccontarla attraverso i suoni, attraverso le variazioni Goldberg di Bach, che sono sia esercizi di bellezza che bellezza in sé, e quindi mi davano delle indicazioni su cosa fosse per Bach la bellezza. Bach era un personaggio straordinario che aveva un percorso interiore molto forte anche attraverso la musica, una musica trascendente come nessuno ha saputo fare più di lui a livello di trascendenza. Quindi le variazioni Goldberg nascondono molti segreti per la bellezza che alla fine ci riporta all'inizio, cioè alla nostra anima, alla nostra parte più pura e più divina, attraverso proprio un percorso che è come un cerchio. E qual è il senso? Che noi la bellezza la vediamo se siamo bellezza dentro noi stessi, se no può anche il sole nascere 1000 volte nella nostra vita, ma se non ne cogliamo la bellezza perché non siamo più capaci di vederne la bellezza, è tutto inutile. Bene, è un piacere ascoltarti. Tu anche il tuo suono, no? La tua voce ha dei ritmi di bellezza. A questo punto io chiederei al nostro maestro Alex Paravano di omaggiarti con un brano che questa volta abbiamo scelto noi per te, immaginandoti in una versione un po', vediamo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 está perdiendo el tiempo cantando, cantando. Y por lo que más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Grazie maestro. Bellissima. E ora sveliamo perché, no? Del resto, quando uno fa un percorso di conoscenza, gli avverbi sono quelli più importanti, quindi il forse, il perché, il chissà, l'anche. Quindi effettivamente abbiamo pensato a te perché sei alla ricerca anche della felicità, che è il motivo per cui ti abbiamo selezionato nel nostro concorso, un concorso di giuristi, perché questo diritto alla felicità, che poi è un diritto che un nostro grande giurista napoletano, Gaetano Filangieri, ha in qualche modo individuato, riconosciuto, anche se siamo l'unica Costituzione nella quale non è espressamente indicato questo diritto alla felicità. C'è questo articolo 3 in cui parla di questo pieno sviluppo della persona umana, mentre abbiamo la Costituzione americana, addirittura la Costituzione giapponese che espressamente parla di felicità, e poi abbiamo finalmente questa risoluzione ONU che istituisce il 20 marzo la giornata mondiale della felicità. Cos'è la felicità? Tutti dicono, qualcuno dice un attimo, impossibile. Per me è un atto di responsabilità la felicità, cioè è un modo di stare al mondo. Noi possiamo, se vogliamo, essere felicità essendo felicità per gli altri. Io credo questo. Cioè quando noi, le tracce di felicità che noi abbiamo su questa terra da quando l'uomo esiste, sono le musiche, le opere d'arte, delle decisioni importanti, e arrivano tutte da uomini e da donne che hanno fatto un percorso particolare tale da far raggiungere loro un linguaggio, io lo chiamo nel libro universale, cioè un linguaggio valido per tutti, un linguaggio che sappia rendere felici tutti, che dia a tutti qualcosa in più. È la felicità che noi cogliamo quando vediamo un determinato dipinto, quando vediamo un panorama, quando ascoltiamo una musica. E credo che noi siamo su questa terra, la nostra missione nella vita sia quella di lasciare tracce di felicità durante il nostro cammino. È un modo per... questa vita è molto difficile, dedico un capitolo del libro al fatto che questa vita è un po' un inferno, perché è tutto mancanza, sofferenza, anche lo stesso amore è una forma continua di mancanza, è tutta una contraddizione. Quindi noi in questo inferno, in questa vita difficile, abbiamo però la possibilità, ed è l'unico modo, nella mancanza e nel dolore, di portare fuori qualcosa di meraviglioso. E quindi questo dobbiamo fare, questa secondo me è la nostra missione, lasciare tracce di felicità anche quando andiamo a prendere il caffè con una persona che conosciamo appena. E noi seguiremo questo consiglio, ma tu ti sei ispirata ad una persona particolare che omaggi nel tuo libro, no? Sì. Addirittura un uomo che è tra i giusti, no? Nel Giardino dei Giusti di Milano Montestella c'è un albero dedicato a questo grande segretario delle Nazioni Unite. Parlaci di lui. Sì. Stiamo parlando di Dag Hammarskjöld, un segretario generale. Io l'ho fatto pronunciare a te perché avevo il terrore di sbagliare la pronuncia. Sì, ma ognuno un po' lo pronuncia a modo suo, devo dire. Segretario generale dell'ONU degli anni 50, sul quale mi interrogo, forse ci dovremmo interrogare tutti anche nel nostro presente. Era una persona aveva un ruolo di grande responsabilità, periodo di guerra fredda. Quest'uomo ha avuto delle capacità di mediazione come mai nessuno nel corso degli ultimi 100 anni. Ha sedato grandi conflitti, dal canale di Suez, Libano, Giordania, insomma. Esatto, quindi una persona... La mia sfida è stata quella di cercare di capire come quest'uomo sia riuscito a svolgere il suo lavoro con grande responsabilità e con questa bravura. Ho indagato nella sua vita e ogni notte scriveva questo meraviglioso diario nel quale si interrogava puntualmente sulle parole utilizzate durante la giornata. Che si intitola Tracce di cammino, quindi un po' lo hai... Sì, è un omaggio che io ho voluto fare. Evidente, sì. Esatto. In cui era un esame di coscienza, si interrogava continuamente se il suo operato fosse per tutti o fosse un modo per soddisfare un suo egoismo. Quindi è un cammino ovviamente tormentato di una persona che però si applicava ogni giorno per superare se stessa. Ha fatto costruire una stanza della meditazione al Palazzo dell'ONU, in modo tale che tutti i funzionari dell'ONU lì dentro andassero a ricordare questo principio, cioè voi siete lì per rappresentare
raccontare tutti. In un momento così caldo e difficile come quello che stiamo vivendo, di grandi contrasti, di grandi guerre, io credo che manchino proprio delle personalità e dei leader in grado di fare quel passo in più verso l'altro. Ma magari ci stanno ascoltando, del resto anche io prima di conoscerti non sapevo di questa figura, quindi mi sono documentata, mi è molto piaciuta la sua citazione in cui diceva che la vera felicità è essere al servizio dell'umanità, Esatto. quindi grazie per questo messaggio. Ma il tuo libro è cadenzato anche in tanti capitoli, uno è dedicato al Bolero di Ravel, che era una delle musiche che ovviamente lei ci aveva richiesto. Quella che mi ha particolarmente colpito è il capitolo dedicato al Cantico dei Cantici. Sarà che è un'opera che io amo, no, tantissimo, Sì. e quindi perché hai scelto questo duetto di due anime per parlare di felicità? Sì, perché mi piace molto l'interpretazione che diede, espressamente non lo scrivo, però la diede Origene sul Cantico dei Cantici, che è uno dei capitoli più misteriosi, più belli, più erotici, anche sulla parola eros. Lo Shir HaShirim, il Cantico dei Canticissimi, è un superlativo in lingua ebraica che già Esatto. soltanto a ripeterlo ha questo suono melodioso che anche... e c'è però il Esatto. Cantico dei Cantici si conclude con un verso dedicato alla morte, forte come la morte e l'amore. Quindi Esatto. morte e amore? È una danza che ci accompagna sempre, una danza, l'amore è innanzitutto una forma di morte di noi stessi, perché noi quando ci innamoriamo di qualcuno veniamo totalmente trascinati e trasportati nell'altro, in un altrove, e dimentichiamo noi stessi. È uno degli strumenti più forti che abbiamo per dimenticare noi stessi e essere totalmente rapiti dall'altro, essere un'altra cosa. Quindi è l'unico modo che ci fa crescere davvero l'amore, perché ci fa essere qualcos'altro, quindi ci fa perdere tutti i nostri punti di riferimento, tutte le nostre certezze, ci fa capire che c'è dell'altro. Quindi innanzitutto è un metodo di crescita personale, ma la scelta è stata proprio dal fatto che questo libro è costruito come una danza dell'anima che va fuori a fare esperienza, cerca di capire che cosa portare dentro, fa un lavoro di purificazione e poi cerca di rivelarsi di nuovo al mondo e agli altri nel modo più puro, come una bambina, con la meraviglia di una bambina. Questa è un po' l'operazione che dovrebbe compiere l'anima, e nel Cantico dei Cantici la storia è questa bambina, questa ragazza dei campi, anche con la pelle scura, che viene portata nel grande palazzo, che è la nostra parte interiore più profonda, curata, oliata qua si da un avverte che hai studiato anche teologia, quindi sicuramente tu hai un background culturale molto complesso, no? Perché sei anche docente di scrittura creativa. Una persona che scrive, come può aiutare a scrivere gli altri? Bella domanda, lì è sempre una questione di bellezza. La bellezza non può prescindere dalla verità. Credo che i romanzi, le storie, tutto ciò che noi scriviamo debba avere una qualità essenzialmente, cioè la verità. Deve essere qualcosa di vero, si percepisce sempre quando un racconto è artefatto. Ci stai anticipando qualcosa sulla tua prossima opera? Perché di solito quando si presenta un libro l'autore è già in fase creativa. Ma sto lavorando in due settori diversi. Un saggio che riguarda il linguaggio politico, le fallacie del linguaggio politico, quindi parto da Aristotele. Aristotele con una penna rossa oggi segnerebbe tutti i discorsi dei politici, tutti i dibattiti televisivi proprio con la penna rossa, perché sono ricchi di errori di logica. E dall'altra parte invece mi sto cimentando per la prima volta in un romanzo ambientato in Sardegna su un pittore famoso che è Modigliani. È una storia un po' inedita che ho trovato nella mia terra, e scrivere un romanzo è più complicato, devo dire. Sì, effettivamente. Però tu hai avuto anche un incarico parlamentare, sei un'attivista, possiamo dire, sei stata al servizio della nostra nazione. Com'è stata questa esperienza? Sì, mi sono occupata di comunicazione in Parlamento, è stata un'esperienza molto bella, perché la politica comunque è bella perché ti permette di lavorare su temi importanti per tutti,
Non mancano le delusioni, perché ti rendi conto che tutti i percorsi di crescita dal punto di vista legislativo sono estremamente lunghi, estenuanti e poi certamente ciò che toglierei alla politica è la retorica. La politica è vero che è retorica, però ce n'è troppa e oggi si abusa soprattutto con i social, gli slogan, tutte queste insomma, mezze verità lanciate per acchiappare qualcosa. Ora vorrei farti una domanda un po' provocatoria. Vai. Allora, si avvicina Natale e si regalano i libri, soprattutto i libri quelli belli, nel senso quelli che sono pieni di auspici, come il tuo, che è appunto un percorso alla ricerca della felicità. A quale politico regaleresti questo libro? Si avvale della facoltà di non rispondere, ci vorrebbe un avvocato in sala. Lo regalerei, ma lo dico proprio ovviamente a chi in questo momento sta schiacciando un pulsante o mandando un messaggio per mandare qualche truppa, un missile. Non gli arriverà mai sicuramente, però mi lascia veramente sconvolta la facilità con la quale si stiano compiendo certe azioni. Questo tuo messaggio mi fa venire i brividi. Ieri è stata la giornata della pace. Nel 1987, il 27 ottobre, Giovanni Paolo II fu il primo a radunare tutti gli esponenti delle fedi per pregare ad Assisi per la pace, e ovviamente questo tuo pensiero sulla pace è ancora un segno tangibile della tua sensibilità sociale e della tua sensibilità spirituale. C'è un capitolo che ti ha particolarmente creato difficoltà, perché sono 15, sono intensi anche i titoli, ce n'è uno, quello appunto sul bolero, Il vuoto. Cos'è il vuoto? Oggi si parla tanto di assenza, di una società che è vuota. Cos'è per te il vuoto? Allora, c'è quello che oggi io chiamo il cinichilismo, una via di mezzo fra il cinismo e il nichilismo, cioè lo svuotare, lo svuotare ogni cosa, dal mercificare tutto a renderlo proprio privo del suo senso, ad avere il pelo sullo stomaco, da trattare tutto come se fosse niente. Quindi secondo me il nostro presente è molto presente questo fenomeno. Ma il vuoto di cui parlo io invece è il vuoto di cui Dag Hammarskjöld parla, riferendosi a sua volta a un mistico renano del 1100, Meister Eckhart, il quale diceva che soltanto svuotando noi stessi degli orpelli, di tutte le inutilità, persino di tutte le parole che usiamo, e quindi rinchiudendoci nel nostro silenzio, riusciamo a cogliere maggiormente la nostra essenza. La nostra essenza è quella che è più vicina alla nostra parte più profonda e quindi probabilmente a quella goccia divina che tutti abbiamo. C'è un mistico Luria della religione ebraica che dice che a un certo punto Dio era così felice di sé che scoppiò e lanciò delle gocce di sé in tutto l'universo, e noi siamo una gocciolina. A me piace pensare che siamo una gocciolina, che tutti abbiano quella parte lì che spesso dimentichiamo, che riempiamo di cose inutili che invece dovremmo riportare. Ricordiamocelo che siamo fatti un poco meno della sostanza degli angeli, no? Oppure come prodigi. Vedo che tutto lo studio è emozionato nell'ascoltarti, e quindi che dire, grazie. Intanto come ideatrice del premio mi corre l'obbligo anche di farti gli in bocca al lupo ufficiale, perché sei appunto, concorri in questa sezione del welfare etico e sociale. Hai altri 2 concorrenti prestigiosi, e quindi ti auguriamo che il tuo libro venga letto e soprattutto regalato a Natale. Tracce di felicità. Grazie Virginia Sabba. Grazie per la bella chiacchierata. Alla prossima settimana. Grazie Antonella, grazie alla tua ospite. Io sono qui per ricordare ai nostri telespettatori 2 eventi. Il primo è la locandina del Teatro delle Muse, se
gentilmente il nostro regista me la fa vedere. No, questa è quella di prima, ma adesso ci arriviamo. E poi ho qui con me, eccolo qui, allora dal 9 al 19 novembre al Teatro delle Muse, Rebecca la ex moglie, scritto e diretto da Geppi Di Stasio, con Geppi Di Stasio, Roberta Sansò, con Antonio Mirabella, Giorgia Lepore e Patrizia Trapparelli. Allora, questo è uno spettacolo che è al Teatro delle Muse dal 9 al 19, tanti in bocca al lupo a Geppi e a Roberta, e invece qui con me ho il maestro Alfredo Santoloci. Buonasera. Buonasera caro mio, benvenuto, Buonasera. bentornato in questi studi, anche se era un altro studio dell'Immigrante un po' più piccolo, visto ci siamo ingranditi. Benissimo, mi fa molto piacere anche per voi. Chiedo gentilmente alla regia di mandare invece l'altra locandina. Tu sei in prima linea, ideatore di questa orchestra eccezionale, straordinaria, diciamo così, è la Blind, prima era International, adesso mi hai detto che è Inclusive, che mi sembra più attinente al nostro fine, al nostro scopo, insomma al nostro progetto. Il progetto è importante, Blind l'abbiamo già detto altre volte, tu sei presente ovunque anche perché promuovi questa appunto questa inclusione di questi ragazzi non vedenti e ipovedenti. Per cui fate spettacoli e in questo caso siete adesso a Villa Lazzaroni, Teatro Villa Lazzaroni, il 1° novembre alle 21 con Javier Girotto. Come solista. Che è un grande sassofonista, e tu nasci come sassofonista. Beh, io nasco come sassofonista, poi mi dedico ad altro come la composizione e la direzione, però nasco come sassofonista, insomma è il mio amore, il mio primo amore. E tu, insomma, questa esperienza ti porta via tanto tempo appresso a questi ragazzi, che tu non dirigi con la bacchetta, come abbiamo già detto altre volte, e tu l'hai detto in numerose interviste, ma chiaramente lo diciamo per chi ci sta seguendo adesso, lui non dirige con la bacchetta questi ragazzi che non riescono a vederlo, ma attraverso un sistema vocale. Una bacchetta magica. Una bacchetta magica, un ponte d'amore si può dire. Esatto. Cioè, sì, allora, qual è stata dai 12 anni ai 100 anni. Sì, no, esatto, oltre, adesso si arriva anche a 120, quindi possiamo allargarci. Sì, ho avuto una illuminazione, qual è stata questa illuminazione? Quella che io, dirigendo musicisti vedenti, stavo assistendo ad una bellissima cerimonia ai Paralimpici in Cina l'anno scorso. Vedo questa banda di ragazzi ciechi, tutti ciechi, che suonano benissimo, perfettamente, e mi sono detto, ma pensa che meraviglia per un musicista cieco suonare con gli altri, perché il musicista cieco in genere suona da solo, certo. E anche se è bravissimo, anche se è un virtuoso, ma si trova a suonare da solo. Allora mi sono detto, pensa quanto sarebbe bello offrire la possibilità a questi bravi, perché sono bravi musicisti non vedenti, di suonare una sinfonia di Mozart. Tu sei musicista, una sinfonia di Beethoven. Mi sono detto, per loro deve essere un'esperienza pazzesca, e lo è infatti adesso, ma mi sono detto, come fa il musicista che non mi vede a seguire le mie indicazioni agogiche, lo sguardo, perché il direttore comunica sia con la bacchetta, con la mano, con lo sguardo, e lì ho avuto questa illuminazione. Mi sono detto, il musicista che non mi può vedere, con il musicista che non mi può vedere, io come faccio a comunicargli tutto questo? Gli parlo, gli sussurro, uso tutti i suoni che possiamo fare con la bocca, e sono tantissimi, naturalmente per aggirare questo ostacolo. E diciamo questo sogno si sta realizzando. Quindi è da poco? È un anno che ho avuto questa Quanto idea. è cresciuto in quest'anno questo progetto? Considera una cosa, che tutte le televisioni, a parte la vostra televisione, che è la seconda volta che mi invita, tutte le televisioni, quindi della RAI, di Canale 5, tutte ci hanno dedicato dei servizi, quindi questo ci ha permesso, la cosa più importante è che ci ha permesso di farci conoscere da tanti musicisti non vedenti che ci sono in Italia. Perché tu hai un ulteriore progetto, io me lo ricordo da quando abbiamo fatto l'Immigrante, di portare questa realtà in tutte le regioni d'Italia, perché tu sei principalmente a Roma. Noi siamo a Roma e siamo quindi qui, certo, però... noi possiamo accogliere appunto chi vive nel Lazio, e quindi per esempio... per questi ragazzi è importantissimo poter interagire con gli altri, quindi l'inclusione che dicevamo prima, da international a inclusive, no? Ci sta. In realtà gli cambiamo la vita, perché oggi in tutto il mondo il musicista bravo non vedente in realtà o è un grande artista, no? Un grande solista come può essere Ray Charles, come può essere Stevie Wonder, no? E loro naturalmente hanno un'attività musicale, ma come solisti.
Un musicista bravo invece per essere inserito in un'orchestra non ha la possibilità, non aveva la possibilità fino ad oggi. Che cosa poteva fare? Poteva aspirare a fare il centralinista, il call center, quelle sono le cose che gli permettiamo di fare. Invece adesso gli abbiamo dato anche Da oggi l'opportunità di saranno- musicista a tutti gli effetti. Assolutamente, saranno inseriti in un'orchestra, in più orchestre, perché io sono certo che questa cosa fra 10-20 anni sarà di tutto il mondo ed è Dai, bellissima. noi tifiamo E per quindi questa orchestra. noi abbiamo dato il là. Il tempo a nostra disposizione è finito, andate anche in rete, potete anche donare il 5 per 1000 a questa associazione, potete fare tante cose se andate a cercare Blind Bio, scritto così, Blind Inclusive Orchestra, quindi ci vedono. a Teatro Lazzaroni il 1° novembre alle 21 con Alfredo Santolosci qui con noi. E Javier A tra Girotto. poco.